Stiamo entrando a Prizzi e con primo murales, in questo video ne vedremo tanti. Guardate, ci sono i diavoli e la morte, cioè la festa principale. Un altro murales sulla sinistra. Ricordiamo che siamo a Prizzi, nella strada principale che ci porterà verso la parte alta di Prizzi. Stavo ammirando il panorama a queste vallate che si estendono sotto Prizzi. Questa è la chiesa di San Francesco e contestualmente il convento dei Francescani, una costruzione risalente al 1582 d.C. ovviamente. Vedo che sei preparato stamattina, eh? Questo è il viale del centro storico. Sei salvo qua, adesso abbiamo più avanti un museo. Tutto bel caffettino. Grazie Omar, sei un caro amico e compagno di viaggio. Guardate, questa è la maschera che dicevamo prima della morte e adesso vi spieghiamo qual è la festa di Prizzi, importantissima. Guardate, hanno fatto anche le calamite addirittura. Prixiensis Universitas Domus. Siamo davanti al museo archeologico. Sì, è un sito archeologico, ancora tutto da scoprire. Ci sono detto dei lavori che però molte cose sono coperte perché appunto stanno comunque lavorando e stanno cercando di portare alla luce questi reperti. Ecco qui un altro murales. Il paese è pieno. Questo è uno dei primi murales di Prizzi. Come vedete infatti è passato qualche anno, si vede dai colori. Il centro storico, guardate, qua è pieno. Le scale continuano. Guardate questa parte molto vecchia, con questi gradini molto antichi. Ecco, faccio vedere i murales di tante serate come al Sosio. Noi curva dopo curva, stradina in salita dopo stradina in discesa, stiamo raggiungendo altri posti da vedere. Che cos'è? Uno dei tanti giardini che concorre al... Cos'è? Un festival? Balcone Fiorito, un concorso? Sì, che ha fatto il comune e premierà l'angolo più bello di Prizzi. Ah, ok. Sì. Ma c'è la stradina e poi gli hanno costruito sopra la casa. E dici basta. Oltre questo c'è il dirupo. Sì, probabile. No, comunque c'è una parte che c'è poi il dirupo, veramente. Sì, sì. Ok, questo si candida ad essere il primo premio. Guardate, direttamente dalla pietra, anche dalla pietra può nascere un fiore. Siamo quasi giunti nella parte più alta di Prizzi. Dobbiamo riuscire ad entrare qua, vediamo che spazio c'è. Salvo, facci vedere. Omar. Ok, come vedete è proprio molto stretto, diciamo. È una caratteristica dei piccoli centri urbani. Guardate, ecco qua. Salve, abbiamo una modella che ci sta facendo vedere il cortile. Guardate che bello, un altro che fa parte di questo concorso. Allora, la nostra guida di Prizzi. Maurizio, che cos'è questa torre che vediamo, che adesso faremo vedere? Allora, noi è chiamato castello, comunque è una delle torri di avvistamento che i Saraceni o chi ha conquistato chi è passato da Prizzi ha costruito per vedere un po' la situazione. Poi era un po' cadente, il comune l'ha ripristinata con le pareti in ferro, insomma. Quindi ha creato un monumento, diciamo. Quello che rimane del castello. Attenzione. Che? La parte sempre più alta di Prizzi, dove fanno anche una parte del presepe vivente. Sto facendo col grandangolo, ma vi assicuro che è molto piccolo. Stiamo salendo queste scale, guardate, tra le pietre. Ecco, e si arriva qua. Ah, quindi qua c'è il precipizio. Qua si vede dall'alto un po' tutta la vallata. Iniziamo a scendere. Un altro evento importante che si svolge qui a Prizzi nel periodo pasquale è il famoso ballo dei diavoli. Un ballo dei diavoli. Ed è semplicemente la rappresentazione della lotta costante e continua tra il bene e il male.
Ecco un altro giardino che partecipa al concorso, guardate, c'è anche la bicicletta e c'è un elmetto, guardate, che hanno detto che è stato trovato in campagna, quindi un elmetto della guerra. Salvo, essendo che siamo a Prizzi, andiamo alla borgata Filaga, una frazione di Prizzi. Una delle più piccole borgate siciliane. Ce ne sono proprio poche così piccole. Ecco la chiesetta della piccola borgata, praticamente è quasi tutto qua quello che vedete. Questa è la famosa pizzeria da Giacomino, vedete, è tutto in miniatura. Qua c'è il parco. C'è tanto altro ancora da vedere, come il museo archeologico, l'area attrezzata sul fiume Sosio e la famosa montagna Ippana, la montagna dei cavalli.